Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere questa modalità di allenamento di chess.com che si trova qui. Se cliccate, oddio, non riesco a cliccare, ok. Puzzle Rush, in italiano dovrebbe essere problemi e poi raffica di problemi. E di cosa si tratta? Si tratta di puzzle, uno dietro l'altro, di difficoltà crescente e si ha un tempo limitato, come potete vedere. Qua abbiamo scelto la modalità 5 minuti, esiste la modalità 3 minuti o anche a tempo illimitato. E quando è che finisce questa modalità? Quando si fanno 3 errori o finisce il tempo. Quindi meno errori si fanno, più c'è possibilità di sfruttare tutto il tempo a disposizione. In questo caso vediamo che c'è un matto in una o in due se si considera che la torre può tornare, quindi questa sicuramente è la mossa giusta e anche questo problema è risolto. Andiamo avanti un altro po', così facciamo vedere bene che i problemi diventano sempre più difficili. Cavallo E2 è un doppio re e donna, comporta sicuramente la vittoria della partita e quindi è sicuramente la mossa giusta. Anche qua ovviamente non si rimangia questo cavallo inutile, ma andiamo subito a dare scacco matto in una mossa. Anche qua stessa cosa, non rimangiamo il cavallo ma diamo matto in una. E trovo che sia estremamente utile per migliorare. E io stesso, quando c'è stato un periodo in cui ne facevo tantissimi, e pur non studiando scacchi per tanto tempo, vedevo che la mia, diciamo, capacità di vedere piccoli tatticismi o comunque anche varianti piuttosto lunghe, adesso ne ho sbagliato uno perché ero sconcentrato parlando, migliorava tanto. Era proprio, si vedeva la differenza di quando li facevo e quando non li facevo. Quindi proverò a farne di più prima di fare tornei, magari la settimana prima di giocare un torneo importante. Trovo che sia un grande allenamento. Qua c'è un altro doppio re donna. E vi invito a farli perché migliora davvero il livello di gioco, secondo me. Soprattutto anche nelle partite a tempo corto sei molto più rapido, più reattivo a sfruttare errori gravi, a vedere questo tipo di tatticismi. Ok, questo ad esempio non lo vedo. Oddio, come si vince qua? Ah, con questa. Scacco. Questo già inizia a diventare difficile. Che l'idea è che io non vedevo cosa succedeva se il re andava qua. Succedeva scacco, re F3 e... No, ma che cavolo sto dicendo? Oddio. Cosa... Cosa cavolo sta succedendo? È un matto difficilissimo. Re 3, re F3, torre di 3, re G4, torre 4, re H5, torre H4 matto. Veramente? Strano che fosse così difficile. Torre 4, vabbè, comunque lui ha parato di torre. E vabbè. Ok, qua c'è un... Vedete che diventa sempre più difficile. Questo non lo vedranno subito in molti. La soluzione è uno scacco doppio al re e all'alfiere. Insomma, provateci anche voi e fatemi sapere quanto fate. Adesso farò una prova a tutta velocità io e vediamo quanto riesco a fare. Sono col mio account non di Vanni Maceria purtroppo perché gli utenti non premium non lo possono fare illimitatamente, ma hanno soltanto, mi pare, 5 tentativi al giorno. Qua libero e domatto. E però sono col mio account, che vedete il mio personaggio preferito in assoluto, Rick di Rick e Morty, che è il mio idolo incontrastato per ora. Ok, andiamo avanti, facciamo una prova a tutta velocità.
Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. 5 minuti, vediamo se riesco a non fare 3 errori e andare fino in fondo. Matto di qua, matto così, matto. Ok, questo dovrò spingerlo in avanti. Cosa c'è di meglio di rimangiare? Boh, questo non l'ho tanto capito. Vabbè. Qua sicuramente torre qua, scacco e mi mangio questo. Questo faccio così. Questo mi mangio la donna. Questo darò un matto qua. Questo prima mangio la torre, poi la donna e poi questa. Commentare è veramente, veramente tosta. Ok, qua scoperta mi mangio la donna. No, non era scacco lì, strano. Va bene, va bene. Scacco, adesso dovrei riuscire a mangiarmi la donna, yes. Qua sarà sicuramente scacco qua e donna F1. E adesso torre qua, sì. E guadagno la regina. Qua matto in 2, facile. Qua guadagno un pezzo. E insomma, è così. Come fai a parare questo matto? Più che altro mi mangio la torre. Qua sicuro c'è un doppio di cavallo, sì. Scacco e mi mangio l'alfiere. E poi mangiando libero. È davvero vinta questa posizione. F6. Così, carino. Molti sono anche molto estetici, se vogliamo. Sono fatti per essere belli. Qua il fiore. No, ok. No, pensavo che mi fosse scivolato ancora come l'altra volta. Questo G5 dovrebbe vincere. Urca, posizione tosta. Queste qui sono le mosse difensive. Sarà G6? No. Vabbè, per fortuna abbiamo più di una possibilità. Questo è matto. E questo... Bello questo. Qui dove vado? C3. No. Va bene, mi fermo a 27. E purtroppo ho fatto 3 errori eh, prima di raggiungere i 5 minuti. Vedete che 27 è il mio millesimo punteggio all time, quindi ne avrò fatte veramente, immagino, 3-4 mila di tentativi. E è parecchio divertente, soprattutto quando ci si prende la mano. Ve lo consiglio, fatemi sapere quanto riuscite a fare e se riuscite a battere il mio 27, complimenti. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!